Ben ritrovati cari amici lettori e spettatori di Verona News, è una promessa, siamo ritornati in vostra compagnia con un nuovo approfondimento per quanto riguarda il nuovo Palazzo Ferrofini che si compone di una serie di nomi, di riconferme. Era un'elezione molto attesa con delle conseguenze sicuramente all'interno del centrodestra e oggi abbiamo una voce in tal senso, ma anche nel centro-sinistra. Eccoli qua. Abbiamo innanzitutto Paolo Borchia in diretta in collegamento da Strasburgo, grazie per essere con noi, Buongiorno, ben ritrovato. buongiorno, grazie per l'invito. E Giampaolo Trevisi del Partito Democratico e uno degli attori, protagonisti assoluti da un punto di vista di numeri e da un punto di vista, ecco, diciamo, di riscontro in queste elezioni regionali. Grazie per essere con noi, buongiorno anche a te. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo partire con te Giampaolo. Questa è un po' una riflessione, no, che ha condiviso Manildo, il vostro candidato, proprio al termine delle votazioni. C'è qualche punto fermo in più, insomma, diciamo, rispetto a un risultato che vede naturalmente il centrodestra, la costruzione dell'alternativa. Ha usato proprio queste parole, Giovanni Manildo, ti ci rivedi in questo senso? Un po' sì, credo che la strada sia ancora molto lunga, insomma, il risultato è molto evidente, però qualche cosa in più si è fatto rispetto alle scorse elezioni. Credo che si possa costruire qualcosa, ma per il bene non soltanto credo di un centrosinistra o dell'opposizione, ma proprio della regione. Io credo che un'opposizione un po' più forte rispetto alla volta precedente dia più stimoli anche alla maggioranza, possa essere una cosa costruttiva. Alla fine, se andiamo a contare, io mi riferisco per esempio soltanto al discorso di Verona, insomma, ecco, il PD è andato relativamente bene e credo che, ecco, che possa portare la sua voce. Sul tema poi Verona ci tengo, ecco, a dire, ieri ero con Matteo Pressi e ci tengo a dire che secondo me poi è il caso che intorno a un tavolo ci si mettano pure tutti i consiglieri di Verona, sia della maggioranza, ancor più della maggioranza, e poi saranno coloro che insomma porteranno avanti la regione, e anche quelli dell'opposizione, per il bene di Verona e dei veronesi insomma, che comunque da una parte e dall'altra ci hanno dato tanti voti. Ecco, questo credo che sia importante. Io proponevo Bigoli all'anatra, poi qualcuno ha detto no, vabbè, facciamolo con la matriciana, l'importante è che lo si faccia per il bene di Verona. In entrambi i casi sicuramente si cade in piedi perché sono degli ottimi Certo. prodotti gastronomici. Hai citato le preferenze, i voti Verona e Venezia, in entrambi insomma c'è un record, più di 9.600 a livello appunto regionale e anche a Verona, insomma, più di 5.000. È un qualcosa, il tuo bottino personale, che viene non da, insomma, da questi giorni, viene da lontano e può portare anche, chissà, anche un po' più in là, come ci racconti ecco un po' questa anche tua campagna elettorale che poi si è espressa in questi termini. Ma guarda, la mia campagna elettorale che è stata, tra l'altro anche corta perché non arrivava mai l'aspettativa per campagna elettorale, quindi mi sono saltato tutto il periodo estivo, le feste delle unità, insomma, quindi è stata relativamente breve. È stata una campagna anche abbastanza economica, io consideravo fosse immorale andare a spendere chissà quanti euro per manifesti o altre cose. È stata una campagna elettorale fatta nei mercati, fatta con tanti incontri nei vari circoli dei PD e non solo, e credo, ecco, che il risultato ci sia stato. Ieri un mio amico mi diceva che la vita è un po' come un boomerang e quindi alle volte tornano indietro le cose che sono state lanciate in aria, le cose buone. Io spero, ecco, in questo senso di aver in questi miei 32 anni di Verona aver fatto tanto, non solo come poliziotto, come autore del libro, sono andato in tantissime scuole, credo fermamente nel valore della legalità, nel valore della formazione che noi tutti, politici e non solo, dobbiamo fare all'interno delle scuole perché i cittadini di domani possano essere dei cittadini responsabili con le loro idee di centrodestra, di centrosinistra. Questo importa, ma fino a un certo punto, però delle brave persone, dei bravi cittadini che tornino a votare. Ecco, lo diceva ancora prima che iniziasse la trasmissione Paolo, che saluto di vero cuore, ma bisogna riportare la gente al voto e quindi probabilmente bisogna partire proprio dalle scuole per trasmettere un senso civico che fa bene a tutta la regione e a tutto il paese.
Beh, è un appello al voto in generale di Giampaolo che Borchia, insomma, Paolo vuole sicuramente riprendere in un'ottica, però anche, fammelo dire subito, di questa, c'era quest'acqua, no, di colore verde che è stata attinta appunto dei manifestanti. C'era questa provocazione, no? Tranquilli che cambierà colore. Mi sembra invece è stato ripulito, ma non ha cambiato colore, insomma, Paolo. Allora, prima di iniziare la mia analisi, comunque volevo fare i complimenti a Giampaolo Trevisi perché con il suo risultato personale ha dimostrato che tanti anni di lavoro sul territorio, non finalizzato alla campagna elettorale, ma finalizzato a portare avanti un'idea in cui si crede, è stato premiato dall'elettorato, per cui veramente complimenti sinceri da parte mia. Poi tornando al verde dell'acqua, insomma, è innegabile che siamo contenti perché è stato un risultato straordinario. È stata una campagna fatta, credo in maniera molto seria, con una lista su base provinciale molto forte, competitiva e rappresentativa del territorio, per cui non è stata fatta una lista per favorire un candidato piuttosto che l'altro, è stata fatta una lista per favorire il massimo risultato possibile per il partito, e mi auguro che comunque questo possa essere un precedente per le liste del futuro. Poi, in generale, io credo che vada fatta una riflessione molto seria sul tema dell'astensionismo, perché se più di un veronese su due è rimasto sul divano, qualche problema ce lo dobbiamo porre, dobbiamo porci i problemi, dobbiamo porci le domande. Io in generale penso che tutto sia superabile, va ricostruito un rapporto di credibilità e di fiducia, e si parte dalla persona. Adesso io mi auguro di non dire banalità, però in una fase dove magari la popolarità di un simbolo piuttosto che un altro è altalenante, è molto fluida, perché vediamo che i flussi elettorali si spostano con una rapidità impressionante, però quando si parte dalla persona di cui ti fidi, dal candidato del tuo territorio con il quale ti puoi confrontare, del quale hai il numero di telefono, che se una volta ogni 5 anni ti serve una mano, la ricevi, allora io penso che la buona politica, la politica con la P maiuscola, sia questa, indipendentemente dalle sensibilità politiche. Però veramente io credo che non è solo un ragionamento che faccio a livello Lega, io credo che tutti i partiti comunque la questione se la dovrebbero porre, e soprattutto dovrebbero anche elaborare una risposta da dare a quel elettorato, purtroppo solo potenziale, che non si è recato alle urne. Dall'Europa naturalmente c'è un presidio da parte tua per tenere appunto come dire, sotto l'attenzione questi temi, nonostante sia materia comunque regionale. Sì, assolutamente. Poi quello che può e quello che deve fare l'Europa è un lavoro di accompagnamento o di sostegno, come si dice in gergo giuridico, tenendo presente però che sui territori abbiamo alcune competenze che, in base proprio al principio di sussidiarietà, non si devono allontanare dai territori stessi. Io mi rendo conto, specialmente in un contesto dove l'età media della popolazione in Veneto, non solo in Veneto, per carità, in tutta Italia, sta aumentando, nel momento in cui la longevità e la qualità dell'invecchiamento stanno migliorando, chiaramente tutto il sistema sociosanitario si deve porre delle domande. Quindi è giusto, essendo che comunque la sanità cuba la stragrande maggioranza del bilancio regionale, che sia stato un tema sviluppato in campagna elettorale da tutti i partiti. Quello che però vorrei porre in rilievo è che serve un bagno di realismo, nel senso che da un lato noi dobbiamo renderci conto che ci sono alcuni aspetti da migliorare, dobbiamo renderci conto che quella che è stata l'eredità della pandemia, sotto tanti punti di vista, non si poteva superare in 1 o in 2 anni, perché prima fra tutti il tema delle code per l'erogazione delle prestazioni è un tema che va affrontato e soprattutto che va risolto. Però dall'altro lato dobbiamo anche avere contezza del fatto che a livello statistico i principali indicatori nazionali in tema di sanità ci raccontano di una sanità veneta in gran salute, se mi consentite il gioco di parole.
Questo però non vuol dire che va tutto bene, serve avere l'umiltà da un lato di capire dove andare a lavorare e migliorare quegli aspetti, però dall'altro lato non credo che sia neanche veritiero né corretto nei confronti della nostra gente alimentare una narrazione che in alcuni casi in campagna elettorale ho sentito alle soglie del catastrofismo. Poi è ovvio, in campagna elettorale bisogna pigliare i voti, magari in alcuni casi si vanno anche come dire, a fare delle forzature su determinate verità, però in generale credo che l'onestà paghi sempre e se non paga sul breve periodo poi sul lungo emerge chiaramente chi l'ha detta e chi non l'ha detta. Io volevo coinvolgere Giampaolo all'ultimo momento, visto che ha anche qualche difficoltà da un punto di vista della connessione, ti volevo fare un'ultima battuta, poi Scusa. anche... No, no, ci mancherebbe, è anche il bello un po' della No, mi diretta dispiace che noi... non ho sentito neanche Paolo, mi dispiace. Ok, però Avevo adesso mi iniziato senti... facendo i dovuti complimenti per il grande risultato elettorale, insomma, questa è la parte che ci tenevo di più che ascoltassi, poi sul resto avremo sicuramente modo di confrontarci a quattro occhi. Grazie Paolo, grazie di cuore. Un trittico, insomma, tre temi che giustamente ora porterai con te naturalmente a Venezia e un qualcosa anche, fammelo chiedere, che puoi portare come tua esperienza perché adesso questa competizione è finita, però fra un anno e qualche mese a Verona... No, guarda, ho letto in questi giorni, io credo che anche nella politica si debba entrare a piccoli passi. Io già ho fatto un passo da gigante perché senza nessuna esperienza sono riuscito a entrare al Consiglio regionale come veneto d'adozione. Poi io si sente ancora che sono nato e cresciuto a Roma, anche se sono 32 anni che sono onorato di essere un veronese e di essere stato adottato da questa meravigliosa regione. Quindi io già sono strafelice del risultato raggiunto e del fatto di poter andare a Venezia a fare il consigliere regionale. E quindi quello che sarà tra un anno, tra 2 anni, francamente adesso va bene così, già il peso che ho sulle spalle è già tanto. Credo di poter portare la mia. Io so che poi in politica bisogna occuparsi di tutto e bisogna sapere tutto, dare risposte a tutti. Non amo però i tuttologi, quindi io ecco, non penso di poter portare la mia. So che non esiste un assessorato alla sicurezza e un tema della sicurezza non è specifico della regione, quindi non potrei in questo senso dare una mano all'assessore della sicurezza. Però c'è una commissione per la legalità, c'è una commissione che si occupa di cultura. Come dicevo prima, ecco, credo lì di poter dire la mia e di poter dare un apporto all'opposizione e perché no, appunto, anche alla maggioranza, perché secondo me su determinati temi bisogna riconoscere il fatto che la sicurezza in primis non è né di destra né di sinistra, è di tutti e quando si è più sicuri ci si sente più liberi. Penso poi che sia un compito dell'intero Consiglio regionale sicuramente prendere in mano il discorso della sanità per poter migliorare le cose proprio per tutti, perché insomma ecco si debba poter pensare di arrivare a una riduzione delle liste d'attesa, insomma e tante cose che si sono dette durante questa campagna elettorale e credo, lo dicevo prima scherzando parlando di questa cena, che compito proprio di noi 9 consiglieri veronesi sia quello di riportare anche Verona al centro un po' della regione. Noi forse anche per motivi geografici siamo stati ogni tanto, e non solo geografici, siamo stati un po' messi da parte. Secondo me ecco, i 9 consiglieri che ci sono di maggioranza in primis e di opposizione avranno anche questo compito e io da veronese adottato credo di poter dire la mia pure su questo. E concludo ecco, con te, Paolo, più o meno sulla stessa frequenza. C'è naturalmente il tema del referendum sulla giustizia, proprio come consultazione, ma poi naturalmente si torna anche a votare qua in città. Proprio Lega sia il traino per le prossime amministrative. Ovviamente le dinamiche all'interno del centrodestra sono famose, nel senso di essere comunque in alleanza. Però volevo chiederti, ecco, su questo, proprio per togliere ogni dubbio, che cosa intendevi, anche se è abbastanza evocativo così. Ma grazie per la domanda perché come formamenti siamo sgomberare il campo dagli equivoci. Ma partiamo dal presupposto che l'elettorato veronese di centrodestra è da 3 anni che ci sta chiedendo unità, per cui il risultato della Lega alle regionali non deve essere assolutamente un motivo di frizioni o peggio motivo di divisione, deve essere anzi un primo mattoncino
siamo tornati con un risultato molto positivo. La volontà è quella di lavorare in ottica 2027 all'insegna dei temi, prima di tutto. Infatti io negli ultimi giorni ho assistito a questo Totonomi e sinceramente Sì, io parto sempre dal tema astensione perché è un po' il mio tarlo degli ultimi tempi, però con un'affluenza così bassa, con una disaffezione tale, dal mio punto di vista, non ha assolutamente senso, conclusa una campagna elettorale, partire subito con i nomi per la campagna successiva. Se si fa un ragionamento inverso, che invece parte dai temi, dalle idee, dai contenuti, ma soprattutto dalla fame di risolvere le problematiche dei veronesi, allora lì credo che possa essere un ragionamento che ha più senso. Chiaramente la Lega, al di là del risultato in provincia, ha avuto anche un risultato molto buono in città, quadruplicando il consenso ottenuto alle ultime amministrative, per cui io credo che i presupposti ci siano. Io l'ho detto anche ai miei, non pensiamo di essere in cima alla montagna, non pensiamo di essere usciti da eventuali tunnel. Adesso c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare, va fatta un'operazione basata sulla credibilità del partito, ma come sempre la credibilità si costruisce sulle persone. L'obiettivo deve essere quello di dare risposte ai veronesi, di costruire quell'unità che nel 2022 è venuta meno, è mancata. Per cui io credo che questi siano i presupposti. Lo dico chiaramente, non partecipo a nessun totonome perché non è il caso, non è il momento, non mi interessa. Sicuramente quello che è il risultato elettorale, però pone la Lega come, non dico l'interlocutore principale perché in politica l'arroganza non paga mai, però come un interlocutore credibile che ha dimostrato di avere consenso sul territorio e al di là del consenso adesso mi interessa che si sviluppino i temi, le idee e soprattutto le soluzioni per i veronesi. io vi ringrazio intanto per la vostra disponibilità e anche per aver interpretato un po' uno spirito di questi approfondimenti che sono sì sui temi naturalmente del quotidiano e della politica, ma anche con un respiro più leggero, cioè l'avete fatto vostro in maniera naturale, per cui vi ringrazio di nuovo. Giampaolo Trevisi del Partito Democratico e Paolo Borchia, eurodeputato della Lega. Grazie e buona giornata. Grazie a Grazie, buona voi. giornata a tutti. Ciao Paolo, grazie Nicola, grazie a tutti. Grazie a te. Ciao Giampaolo, complimenti ancora e buon lavoro. Grazie Paolo, ne ho bisogno. Ciao.